Allora, la sigla ci introduce al nostro appuntamento consueto della martedì, la campagna Come mi curo in collaborazione con l'Istituto Oncologico Veneto. L'ospite di quest'oggi è il dottor Fernando Bozza, che è direttore dell'unità di chirurgia senologica dello IOV. Oggi parliamo di tumore al seno. Grazie di essere con noi qui per questa chiacchierata di questa mattina. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Allora, prima di cominciare un po' a discutere, la invito a guardare insieme a noi la scheda che abbiamo preparato e poi approfondiamo. Volentieri. Il tumore al seno si affronta prima di tutto con la chirurgia. Allo IOV esiste una breast unit, dove una paziente con tumore al seno viene presa in carico a 360 gradi. L'equipe di chirurgia senologica opera ogni anno oltre 1000 pazienti. Gli interventi variano da quelli conservativi alla mastectomia, cioè l'asportazione di tutta la mammella che poi verrà ricostruita, senza dimenticare il problema estetico, secondo i concetti della moderna oncoplastica, che si prefigge di ottenere il miglior risultato estetico, ovviamente senza rinunciare minimamente a ottenere una guarigione completa. In sostanza si tende a conservare il più possibile e, se si può, si procede ad una ricostruzione immediata del seno in collaborazione con il chirurgo plastico. Talvolta, oltre alla ghiandola mammaria, può essere necessario asportare i linfonodi ascellari. Durante l'intervento il chirurgo rimuove solo il linfonodo più vicino all'area, gli altri sono asportati soltanto nel caso in cui l'esame istologico accerti la presenza di cellule malate. L'ascella contiene circa 20 linfonodi. Verificare il loro stato dopo l'intervento è importante per accertare se le cellule neoplastiche si sono diffuse al di fuori della mammella e per stabilire la necessità di ulteriori trattamenti. Allora, dottor Bozza, questo è un po' il quadro. Abbiamo sentito l'importanza dell'intervento, dal tumore al seno si può guarire. Quali sono le percentuali di guarigione? Allora, intanto devo dire che al giorno d'oggi il trattamento del tumore della mammella, come in altri campi, comunque è un trattamento a più mani, nel senso che è importante la chirurgia, ma è importante l'oncologia, la radioterapia, cioè sono più trattamenti, ma soprattutto sono trattamenti personalizzati. Diciamo che siamo passati da guarigione del 50-60% di qualche anno fa, quando la chirurgia era molto demolitiva, a una percentuale elevatissima di guarigioni dei tempi nostri, che arriva fino al 90%. Come diceva il nostro maestro Veronesi, l'obiettivo è la guarigione al 100%. Non siamo lontanissimi, ci stiamo lavorando ed è un lavoro, come ripeto, a più mani. Ci stiamo lavorando anche con la ricerca, che anche in questo campo è molto importante, no? Beh, la ricerca è fondamentale in tutti i campi, nel campo nostro ovviamente vale la stessa cosa. Si pensi che il 5 per 1000 dello IOV, devoluto allo IOV, il 25% di questa cifra è dedicata alla ricerca, quindi riveste un'enorme importanza, naturalmente. Un quarto. Allora c'è una complessità di intervento, una multidisciplinarietà anche, no? Si tende a seguire il paziente passo passo anche post-operatorio. In effetti uno degli obiettivi della Breast Unit o centri di senologia è quello di dare l'opportunità a una paziente di essere seguita in una struttura specifica, una struttura che si dedica esclusivamente al trattamento di questa patologia, che riveste un'importanza fondamentale da tutti i punti di vista, soprattutto psicologico, naturalmente, perché la donna vive come un incubo l'idea di avere un'alterazione della mammella. La mammella è un organo tutto particolare, naturalmente, un organo della femminilità, un organo della sessualità, è un organo superficiale, quindi rispetto a utero, ovaie e quant'altro ha un carattere del tutto particolare. Senta, un'ultima domanda riguarda anche appunto un fattore psicologico per le donne importante e non secondario, il discorso dell'estetica, no? Si sono fatti passi da gigante anche in questa branca della scienza. Quali sono le ultime frontiere, come state operando? Sì, naturalmente questo viene di pari passo siccome è tutto legato, viene di pari passo con la diagnosi precoce. Si sono fatti passi da gigante con la prevenzione, passi da gigante con la diagnosi precoce, di conseguenza i trattamenti sono molto più limitati di una volta, meno invasivi di una volta. Purtroppo ci sono delle situazioni che prevedono un trattamento importante, un trattamento demolitivo. Ecco che in questi casi, ancora di più,
entra in campo, l'accennavate prima nel servizio, nella presentazione del servizio, tutti quei trattamenti, tutti quegli accorgimenti che servono per rendere un intervento che una volta era mutilante molto più accettabile con i dettami della chirurgia plastica, della chirurgia ricostruttiva. Pensi che il 95% delle donne che hanno bisogno di un intervento importante escono di sala operatoria già ricostruite, quindi l'aspetto estetico riveste un'importanza, direi, pari all'aspetto oncologico. Perfetto, grazie dottor Bozza per questa chiacchierata di questa mattina, grazie. Noi proseguiamo con la trasmissione, ancora qualche titolo, ancora rassegna stampa.